La stretta del comune di Vittorio Veneto contro vandali e sbandati. Dal 2024, grazie ad una modifica del regolamento di polizia comunale, il comune ha la facoltà di attivare DASPO urbani. La possibilità di emanare dei DASPO. Per far questo bisogna definire quelle che sono le aree della città maggiormente frequentate da certi individui un pochettino così ai margini della nostra società, un po' sbandati. Interdire l'accesso alle aree più calde di Vittorio Veneto. Stazione, parcheggi sotterranei, certe aree anche lungo la ciclabile. E naturalmente dopo il DASPO non è che si applichi per qualsiasi cosa. Sono già diversi i soggetti noti e schedati non solo alle forze dell'ordine ma anche al comune. Almeno una ventina sono del Vittoriese, un'altra dozzina viene da fuori comune. Uno strumento in più in mano alla polizia. Diverse le testimonianze dei cittadini, la percezione di sicurezza sul territorio. Armando, scippato vicino casa, racconta. Era di giorno, era verso le 10 di mattina. Due marocchini, penso marocchini perché dalla carnagione è anche così. Allora mi hanno rubato il borsello, ma per fortuna i documenti li avevo a casa, per fortuna. Erano in due di loro, no? E sono aggrappati proprio. Sono venuti dietro, non mi sono neanche accorto io, perché camminavo piano. Fino adesso io non ho avuto mai problemi. Quindi una Secondo città. me siamo tranquilli. Ci sono delle persone che girano che ti danno dell'inquietudine. A me creano dell'inquietudine, non dico altro. Se ci sono insomma cose che non vanno bene è giusto che siano allontanate. Siamo come in un'isola deserta, un po', ma un po' felice rispetto a tante altre. Chi frequenta assiduamente l'area del quadrilatero conferma però la presenza di giovani che si sono macchiati di svariati atti di vandalismo. Si ubriacano, fanno risse, rompono le cose che ci sono in giro e fanno le cose da ragazzi che non devono fare.